Siamo una famiglia positiva, ripartiamo subito, infatti siamo stati qua tutta la notte a pulire, a tirare fuori le cose. Resta il dispiacere, insomma, perché avevamo tante cene, tanti catering da fare, è andato distrutto in pratica tutto, però già stasera riapriamo il ristorante in qualche modo, da buoni veneti. Joe Formaggio ostenta coraggio e ottimismo nonostante il duro colpo subito. Verso la mezzanotte di Pasquetta il magazzino dei ristoranti di famiglia di Lovertino è andato a fuoco, una pesante fatalità. L'innesco pare sia derivato da un cortocircuito di una cella frigorifera. L'ex consigliere regionale esclude tassativamente che possa esserci il sospetto di un gesto doloso, derivato magari dal recente annuncio del suo ingresso nel partito del generale Vannacci. No, assolutamente no, non riguarda niente di tutto ciò. E con i vigili del fuoco, che ritorno a ringraziare, perché se arrivavano 10 minuti dopo non ci sarebbe più niente del ristorante. 200.000 euro di danni la prima stima tra la struttura diventata inagibile e gli alimenti stoccati per 14 eventi già programmati. Fortunatamente la sala e le cucine sono state risparmiate dalle fiamme. Quando ho visto i miei fratelli piangere stanotte gli ho detto: ragazzi, bisogna farsi sulle maniche e ripartire più forti di prima. Ringrazio anche i tanti clienti che mi hanno già mandato dei messaggi di solidarietà. La solidarietà non è mancata non solo in paese attorno all'ex sindaco, in tanti si sono stretti per aiutare. La situazione, come avete visto, è pesante. Fortunatamente, sai, la cosa importante è che non si sia fatto male nessuno. Adesso cerchiamo di operare, intervenire velocemente, dividendo, liberando il locale, mettendo tutto in sicurezza. Ecco, che tempi ci saranno? Per il momento si riesce a fare una stima di massimo? Ma cerchiamo già di intervenire in giornata, comunque qua qualche giorno di lavoro c'è sicuramente per mettere in sicurezza. Quello che dispiace di più è questo, c'era il lavoro della mia famiglia, dei miei fratelli, che qua stiamo parlando di 300 euro di carne, e ce n'erano una ventina appese, e poi la tradizione veneta è andata distrutta, nel senso, non, è brutto perché è il lavoro di una vita.